un'azienda che oramai non so quante volte partecipa al Vinitili. Siamo qui all'azienda La Conte Artis Maniago di Butrio, siamo con Fabio e la nuova generazione. Devo dire la verità, sono tantissimi anni. Quanti ormai abbiamo perso il conto anche noi. Abbiamo esatto. perso il conto anche noi. Forse dalle prime edizioni, Sì, assolutamente. Allora, quest'anno 2024 è tutto prenotato a Verona, abbiamo il massimo dell'affluenza, forse non è stata mai riscontrata, anche perché molto probabilmente il Provine non è andato al 100%, molti buyer hanno scelto come ultima data in Italia il Vinitali. Allora, voi partecipate anche questa volta, Fabio, con quali vini, con quali prospettive, no? Ecco, soprattutto. Da un punto di vista, diciamo, di offerta, noi come al solito portiamo tutti i nuovi vini, portiamo le nuove annate dei bianchi in anteprima assoluta e poi portiamo anche qualche chicca, no? Organizziamo delle degustazioni, delle verticali. Quest'anno abbiamo pensato a fare 4 annate diverse, annate storiche di Pignolo, Tazzerenghe, è tutto territorio. Roncobroilo e Piccolit, tutto territorio. Assolutamente sì, l'azienda ha sempre puntato sugli autoctoni e quindi non smettiamo certo quest'anno. Cioè l'azienda si trova a Butrio, ma si trova in Friuli Venezia Giulia, è la verità. E il territorio è principale per questa piccola regione, diciamo, vicino ai confini, no? Assolutamente. Siamo seduti dietro la mappa dell'azienda, non a caso. Esatto. Allora, tu, ecco, cosa raccogli poi del Vinitali? Cioè, una volta che ha fatto lì, avete chiamato mezzo mondo a venirvi a trovare, poi tornate a casa e cosa succede? Il Vinitali non è più fiera in cui si raccolgono necessariamente gli ordini, esatto, però si raggiungono contatti. È ancora una fiera che viene molto frequentata, soprattutto da specialisti e importatori e distributori, magari specialisti del vino italiano. Prima abbiamo menzionato Provine, Vinexpo a Parigi, quelle sono fiere più per importatori che lavorano Italia, ma lavorano anche l'estero, Cile, Sudafrica, Francia chiaramente, Germania, Austria, eccetera. E il Vinitali rimane al momento incontestata come fiera d'eccellenza per il vino italiano. È anche una fiera un po' orientale, no? Perché ci sono tanti giapponesi, no? Cinesi. Si raggiunge, il Vinitali riesce a raggiungere tutto il mondo, dall'estremo oriente all'estremo occidente, più tutti i mercati anche più insoliti. Penso alla Nigeria, penso magari alle Coree e via dicendo. Cioè che l'Africa, insomma, è sempre importante l'Africa, no? Allora, siamo giunti al termine, noi ringraziamo Fabio D'Artemis e tutta l'azienda, insomma, il papà, il conte, Spitaleri, insomma, l'enologo. Senti, dobbiamo fare un brindisi perché devono venirti a trovare dove? Su quale padiglione? Come sempre, padiglione 6, stand A6, vicino alla porta. Se lo ricordano perfettamente perché mai cambiato posto. Mai cambiato posto. Con questo invece il brindisi lo facciamo? Noi stiamo bevendo un Roncobroil annata 2019, parlando di vini autoctoni. Questo è un uvaggio autoctono a base ribolla gialla, malvasia e friulano, quindi le 3 uva bacca bianca del Friuli. Bene, allora vedo che sei pronto, scattante, sempre, per un Vinitali eccezionale. Ci e viva! Viva!